10 anni fa i morti sulle strade erano 180, nel 2010 meno della metà, un risultato reso possibile anche dalle modifiche alla viabilità e dall'educazione dei ragazzi. 1500 quelli presenti nella 2 giorni di Vittorio Veneto, studenti delle scuole superiori che tra pochi mesi saliranno sugli scooter. Ho fatto un po' di confusione, stavo per cadere, però ce l'ho fatta, mi hanno lasciato andare da sola. È stato un po' difficile all'inizio, bisogna capire prima quanto accelerare, come andare avanti. È stato bello, emozionante anche, visto il cambiamento tra la bici e lo scooter, il motorino. Gli istruttori hanno poi mostrato ai ragazzi come frenare in caso di asfalto bagnato e di ghiaino. Poi hanno simulato un incidente e l'arrivo dei soccorsi. Tutto questo per spiegare quali sono i comportamenti corretti alla guida. Sono quei comportamenti salvavita che i ragazzi devono tenere e che fanno parte di quel bagaglio che devono avere in testa come assicurazione personale contro l'incidentalità stradale. E dopo lo shock del crash test sembra che i ragazzi abbiano recepito come ci si comporta per strada. È importante essere attenti, essere concentrati sulla guida, insomma, non andare spericolati e stare tranquilli, insomma. Di sicuro andare piano, avere il casco e ovviamente essere responsabili.